Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video dell'esperto di calciomercato Batman napoletano. In questo video andremo a parlare di una notizia che sta circolando in queste ore di calciomercato, cioè quella di Camavinga. Intanto scusate ragazzi, metto una cosa che so che a voi piace molto. Eccolo, lo scaldacollo del Napoli. Questo qua è la nostra, diciamo, la cosa più bella che abbiamo in questo video, secondo me. Ora lo andiamo a mettere. Eccolo, un ritorno dello scaldacollo. Vabbè, continuiamo. Una notizia che parla di Camavinga, cioè attuale centrocampista del Real Madrid, club spagnolo. Il giocatore cerca, diciamo, un po' più di continuità, vuole, diciamo, giocare un po' di più rispetto a quanto faceva già, quanto fa al Real Madrid. Ehm, il giocatore, diciamo, ha deciso di non abbandonare il Real Madrid a gennaio, ma ha deciso di, diciamo, rimanere ehm, in Spagna per tutta la stagione e poi magari valutare possibili ehm, destinazioni, possibili nuove squadre per il futuro. Ci stanno diversi top club, come già detto, su di lui, sul calciatore francese ed è molto forte, non ho nulla da dire, un calciatore con molta qualità, molto talento, se trova la quadra giusta, secondo me, non in Spagna ovviamente, può fare bene, può fare molto bene, può vincere tanto, può vincere diversi trofei, può fare grandi prestazioni. Alcuni top club provengono ovviamente dalla Germania, Bayern Monaco, che potrebbe, un'esclusiva che vi porto, che potrebbe, diciamo, potrebbe offrire all'inizio circa 55 milioni, 55-60 milioni di euro. E, ci stanno anche i club di Premier sul giocatore. Ovviamente i club che possono acquistarlo sono questi: Bayern Monaco, i club di Premier, che sono, diciamo, sono club con molto ricchi, con, diciamo, persone, proprietari che mettono molti soldi per investire sul club. Per esempio il City ha ehm, proprietari arabi, la stessa cinesi, per esempio, a prescindere da Camavinga, però per esempio le aziende cinesi o americane stanno anche su alcuni club italiani, per esempio il Milan con proprietari cinesi e l'Inter con proprietari americani che mettono fondi, per esempio a Marotta, che poi va a prendere i calciatori che ovviamente vengono richiesti, che vuole e tutto. Poi, per esempio, no, ora non posso ancora farvi dei nomi su questi club interessati, club di Premier interessati a Camavinga. Vi posso dire che sono dei club che ambiscono alla vittoria del campionato, vi posso dire solo questo. Vabbè, penso che non so se si è capito, però non vi lasciate ingannare dall'apparenza. Per esempio, potete pensare a una squadra, per esempio il Liverpool, ma non è Liverpool, ne può essere pure un'altra. Pensate che è Manchester City, per me è un'altra. Mi raccomando, non vi fate lasciare ingannare dall'apparenza.
Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando lasciate un bel like, iscrivetevi tutti al mio canale, vi ricordo che l'obiettivo è arrivare a 50 iscritti così potremo pure iniziare a fare le live e mi raccomando commentate qui sotto nei commenti se diciamo vi convince Camavinga e, secondo voi dovrebbe lasciare Spagna oppure Madrid per andare in altri club europei? Va bene, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video, ciao!